È seduta? Sì. Allora iniziamo? Sì. Chi sei? Io mi chiamo Francesca Michelin, mi raccomando non è Michelin, ce l'hai dopo l'H e faccio la musicista. Tatuaggi? Ne ho un po'. Tutti belli? Un po' di merda. Tipo? Questo sarebbe Giove, ma sembra un hamburger. Ah, buono. Ci sono rimasta un po' male, però ormai è andata. Di dove sei? Di Bassano del Grappa. Sfatiamo i luoghi comuni sui veneti. Va bene. Sull'alcol. Che si beve presto, sì, è vero. Tu da che ora puoi bere? Dalle 11 del mattino. E cosa? Uno sprizzetto. E bestemmi pure? Io no, è una cosa che mi dà fastidio, però lo sento spesso. Tu sei la figlia di papà? No, zero, proprio il contrario. Come si chiama la tua nuova canzone? Nei tuoi occhi. E come fa? Sei sempre stata così brava? No, ero molto stonata da piccola. Da 0 a 10, quanto conta la voce per il successo? Una volta contava anche 9. E adesso? Direi 7. E quanto contano le canzoni? 10. E avere una bella faccia? 6,5, 7. E ad essere forti sui social? Direi 8,5, 9. Litighi mai sui social? Sempre. E con chi? Soprattutto con gli ultra delle altre squadre. Ma davvero? Sì, perché io sono juventina e gli juventini sono molto odiati. E come fai? Ho bloccato un sacco di ultra dell'Inter e del Napoli. E ti insultano? Mamma mia, il migliore c'ero io vestita da Befana con scritto buona Befana, gobba puttana. Bellissimo. Ah, però. Quello però mi ha fatto ridere, non l'ho bloccato perché era creativo. Ma è successo a 16 anni, hai interrotto i tuoi studi. No, ho continuato. Ci tenevo almeno finire le superiori indenne. E i prof ti trattavano bene? No, mi trattavano un po' male, devo dire. Davvero? Ho sempre notato che quando uno fa sport a livello agonistico, tutti lo rispettano a scuola. Invece se fai tipo musica, sei per forza uno che non è completamente a posto. E le compagne erano un po' invidiose di te? Forse un po' sì. Ma rispetto ai rapper, non ti senti già vecchia? Mamma mia. E il rap ti Il piace? mio artista preferito è Fabri Fibra. Tu quanti strumenti suoni? Il pianoforte e basso, percussioni, chitarra, glockenspiel, armonium indiano. Accidenti, riscalda la voce. Hai mai composto sotto uso di droghe? No, però ci proverò. No, sto scherzando. A parte il vino, dico. Beh, il vino può aiutare. E l'ultima sbronza? Il weekend scorso. Ma tra colleghe vi odiate tutte? No, non è vero niente, è la società che ci fa odiare tra di noi, ma non è vero. Un voto come artista a Cesare Cremonini. 10. E come sex appeal? 6, rega. Appena sufficiente. Un voto per Mengoni come artista. 10 lode. E come sex appeal? 10. Un voto a Tommaso Paradiso. 8,5. E come uomo? 8,5 anche là. Fabri Fibra rapper. 10. Sex appeal? 8. Carl Brave cantante? 8. Uomo? Un bel 9. Attenzione, 9. Però è troppo alto, rega, io sono troppo bassa. Tiziano Ferro? 10. Come sex appeal? 8,5. Damiano dei Maneskin? Direi 9. Sex appeal non me ne voglio, ma darei 7,5. Antonello Venditti? Devo dire 10, ragazzi. E come sex appeal? Attualmente 7. Quindi Cremonini meno di Venditti, giusto? Sì. Mi dispiace, Cesare, scusa. Sai cambiare la gomma di un'auto? Sono terrorizzata dall'idea che si buchi. Sai cambiare un pannolino? No. Sai andare in moto? No. Sai sputare lontano? No. Sai fare una carbonara? No. Almeno i ruttili, sai fare? Ma posso dirlo, no? Non si può. Ma dillo! Una volta ho ruttato in diretta TV. In diretta? Per una nota trasmissione. Ero vicino a Fabio Volo, tra l'altro, che rideva come un pazzo. Ah, ecco perché hai ruttato. Il primo bacio? 13. Il primo 2 di picche che hai preso? Quando avevo 21 anni. E che ha detto? Sto qua è sparito, è scomparso per mesi. Poi ha detto, no, non ero convinto. Hai fatto colpo. Ora sei fidanzata? Ci sto lavorando. E lui lo sa? Ti immagini? Non si è ancora dato? No, lui non è ancora sparito, speriamo che resti. Tu ti senti etero, bi, gay, trans? Direi fluida. Mai stata con una donna? No. Neanche un bacio? Sì, un bacio sì. Ti è piaciuto? No, mi è piaciuto molto. Beh, per ora diciamo molto etero. Per ora sì. Fedele? Così così. Ti sei sentita una merda? Sì, molto. Sei mai uscita con un collega? Diciamo di sì. Com'è andata? Male. È sparito pure lui? Ma chi la sa sta cosa? Nessuno lo sa. È uno che abbiamo nominato prima? No. Non è Cesare Cremonini? No, ti immagini? Ti hanno mai affibbiato gossip finti? Sì, siccome ho scritto Vulcano, era sicuramente dedicata a Clementino e io e lui eravamo fidanzati. Ma Clementino ce l'ha qualche possibilità? Con me poche. Più di Cremonini? Meno. Meno? Ma è incredibile! Ragazzi. Ti senti femminista? Sì. Sei favorevole al divorzio? Sì. All'aborto? Sì. Fai topless? Sì. Sei favorevole al nudo su Instagram? Mi fa sempre strano il fatto che i capezzoli maschili si possono vedere e quelli delle donne no. Sei vaccinata? Yes. Di qualcosa ai Novax. Che dovrebbero imparare a stare al mondo. Ti senti antifascista? Beh, certo. Ti fischiano per strada? Succede Come rispondi? Gli faccio il dito medio. Succede che ti mandino foto dei genitali? Purtroppo succede spesso, soprattutto sul mio account Instagram. Tu invece l'hai mai chiesto ad un tuo ragazzo? Certo, quella cosa si chiama sexting e se consensuale si può fare. E il tuo ragazzo te l'ha spedito il pisello? Sì. E tu a lui un seno? Sì, certo, sì. Senti, ma uscita di qua, ora che fai? Vado a prendere un treno. Per dove? O torno a Bassano. Vai a bere? No. No. Ciao Francesca. Ciao Tosi, alla prossima.